scorso tra Sacile e Pordenone la rassegna Il Volo del Jazz, giunta alla 12ª edizione e organizzata dal Circolo Controtempo, un'associazione che oltre ad organizzare concerti con alcune esclusive nazionali si cimenta nella produzione di eventi multimediali. L'intervista di Tino Zava alla Presidente. Molte sono le esclusive nazionali quest'anno per il Volo del Jazz, la prima con anteprima al Teatro Verdi di Pordenone, ma poi abbiamo continuato nelle settimane successive. Anche sabato questo c'è una prima nazionale di questo bellissimo progetto, di questo compositore Sebastian Studinischi, tedesco, molto apprezzato in Europa, che presenterà in esclusiva per noi il progetto Memento. Ma voi non organizzate solo concerti, infatti da quest'anno vi occupate anche della produzione di eventi multimediali. È vero, è la seconda produzione multimediale che Circolo Controtempo fa. È un libro che raccoglie dei racconti inediti di Vitaliano Trevisan, che reciterà alcuni piccoli brani di questo suo libro, proprio piccoli pezzi, accompagnati da un quintetto di jazzisti nostri, locali, il tutto appunto creato proprio per dare questa unione, questa forma di multidisciplinarità tra il teatro e la musica jazz.